Pittista ha fatto lui. La moglie del pittista rientrava all'orto. Era andata a qua, non aveva così torto che se l'aspettava il marito. A Givollo non cresceva. E fa sto travaglio e non le piaceva. E rientrava dunque avanti piglie le scale, scontro il marito, faticato, che posava andando a montare. Oh pittista, il rosto un bagarellato, che c'è di nuovo? C'è che stanotte gli ho fatto nuovo. Oh, in me, sei scemito o hai sognato? Portanto granone hai mangiato. Una granone brennata ma che notizia, non di nulla che sarebbe a risa. A moglie a casa via creduta. Sorta appeso facendo, appena asciutta, scontra la moglie e Juan Carlo, che quella porre capitilla, rimpiazza il ragione Monte Carlo. E a un dono che la natura l'ha dato, certe volte per rispondere avanti che poi vi siete parlati. O commati, disse la moglie di pittisto. Mio marito ha fatto no, l'hai visto. E se poi mi vedete tutta rivoltata e cavasso disgraziato, parli e fanno una frittata. Ma per carità, poi che se tornare una serie, non dite nulla che pittisto varia la commedia. Mai che la sia, per quale mi pigliate stamane? Sia me lingua dice nulla che le macroncine le mani. Ne parte, un'ora dopo erano 4 che pittista aveva fatto. Come in ogni luogo si raccontava fatta notizia del paese, torno vagia, e 3 ore dopo Carolina vi diceva, dai ha fatto l'uovo e pittista, è una chiocca, ma è nulla, fate già che crocca. E l'indomani il paese imbispito imparava che dall'ompio l'era sortito. E dopo sta seconda giornata non era più un uovo né 10, era una ciocciata. Moralità. Se il presidente del consiglio vuole fare qualcosa di nuovo, non cancroccasse fono. Per farla sapere all'altra nazione che lo mette una donna all'informazione. E se di sti miracoli ci credono capace qual è che sa, ci pure ariano futta la pace.